Eccoci qua, eccoci alla rubrica Sfogliando gli album. Oggi sfoglieremo l'album 2002-2003 con questa copertina quasi spaziale che ora vi faccio vedere meglio, tanto ve la faccio vedere da vicino e poi ve la vado a descrivere successivamente. Ci sono delle novità in questo album, iniziano ad essere davvero degli album più moderni rispetto al passato. Vi faccio vedere tra un po' che cosa ci dice esattamente l'album 2002-2003, mentre voi lasciate like e vi iscrivete al canale. Io vado a spostarmi sulle pagine dell'album e andiamo a vedere che cosa ci dice un po' nel dettaglio. Ed eccolo qua l'album visto più da vicino. Guardate questa copertina, come vi dicevo, quasi spaziale, quasi galattica, cioè questa sorta di galassia con la rovesciata della Panini al centro e con vari protagonisti delle squadre di Serie A. Guardate Inzaghi, Crespo, Totti, Vieri, Trezeguet, qualcuno più piccolo, qualcuno più grande, Signori, guardate minuscolo, neanche lo vedevo, Nesta, Del Piero, ecco magari se, ecco, Del Piero, Chiesa che giocava nella Lazio, Roberto Baggio e al centro rovesciata della Panini. Il cambio, o meglio il cambio, l'introduzione di qualcosa di nuovo la vedete già da qui. Serie A, Serie B, C1, C2 e calcio femminile. Per la prima volta vengono introdotte le figurine della Serie A femminile. Andiamo ad aprire l'album e a vedere che cosa ci presenta. Questo è il calendario, scritto con un font che a me piace moltissimo. Vi faccio vedere una giornata qualsiasi. Prendiamo questa, ad esempio 27 ottobre o questa qui del 24 novembre, così potete vedere anche le squadre che c'erano. Poi lo apriamo e andiamo a vedere nel dettaglio rapidamente qualche squadra. Qui ci sono gli albi d'oro, come c'erano anche nell'album precedente, che vi faccio vedere chi ha vinto il campionato, la Coppa Italia, Champions League, Coppa delle Coppe, insomma tutte le varie coppe. E qui le solite 4 pagine per le squadre. Partiamo con l'Atalanta, scudetto, notizie sulla squadra, foto della squadra, allenatore, le 2 maglie, anche se molte squadre ne avevano 3, la rosa della squadra, eccola qui tutta, e poi questa è una novità, la disposizione più usata dall'Atalanta, questa sorta di 3-4-2-1 che utilizzava Vavassori con l'Atalanta. C'è insomma questa figurina speciale che vi faccio vedere più da vicino e che andava a spiegare anche un po' tatticamente come erano disposte le squadre. Poi andiamo a vedere qui, molto semplice anche in questo caso, le figurine, contorno bianco, non c'è più la rovesciata della Panini sul bordo della figurina. Guardate qui Alex Pinardi, figurina molto semplice con questa sorta di galassia sempre sullo sfondo. Qui potete vedere sotto il nome vicino allo scudetto, e poi la storia, la carriera del calciatore, eccolo qui con il numero di maglia e con la classica scheda con tutti i suoi dati, tutte le presenze e i gol. Chi era questo? Liolidis. Mamma mia, ho avuto un colpo incredibile. Adesso che l'ho letto lo ricordo, ma non me lo sarei mai ricordato. Quarta pagina con gli ultimi giocatori, eccola. Vi faccio vedere la squadra campione d'Italia come al solito, che qui intanto c'è il ritorno del Como in Serie A, il primo ed unico Como prima di quello attuale. Qui allenatore è già Eugenio Fascetti, che aveva sostituito Dominissini, che era stato esonerato. Vecchio scudetto del Como, mi piaceva molto, molto elegante. E queste le 3 maglie. Faccio vedere, come vi dicevo, la squadra campione d'Italia, che è la Juventus, che vince il suo secondo scudetto consecutivo. Ecco, adesso vi faccio vedere una cosa che inizia a non piacermi. Questa è la Juventus. Ecco qui Juventus che arriverà anche in finale di Coppa dei Campioni, persa poi ai rigori contro il Milan. Ecco, vi faccio vedere lo sfondo delle figurine, che inizia a essere questo sfondo neutro, un po' finto, mi dà un po' di book fotografico, un po' posticcio. Io preferivo molto le figurine con dietro il campo di allenamento, mi
mi piaceva molto. Questa è la Lazio con lo scudetto non ufficiale, adesso anche la Lazio, certo che in quegli anni la Panini molto spesso non riusciva ad avere lo scudetto ufficiale delle squadre. Guardate questo della Lazio, certo facevano quello che potevano, ma non era lo scudetto ufficiale. Questo è il Milan campione d'Europa, che iniziò fortissimo in campionato, poi calò un po', arrivò terzo, ma si consolò tra virgolette con la Coppa dei Campioni e con la Coppa Italia. Guardate Rivaldo. E questo è il Modena, che fece un ottimo campionato da neopromossa. Vi faccio vedere ora la Serie B. Non ci sono più figurine speciali, effettivamente questa è una cosa che non si era più ripetuta. Vi faccio vedere la Serie B. Eccola qui, che iniziò a giocare il sabato sera. Questa cosa non piacque ai tifosi, ai più tradizionalisti. 2 pagine per squadra, stessa figurina della Serie A, ovviamente più piccoli. Faccio vedere Ancona e Ascoli, che grandi rivali tra l'altro. Guardate Maurizio Ganz nell'Ancona, Robbiati, che squadra che aveva l'Ancona, ragazzi, che poi centrò la promozione in Serie A, l'Ancona di Gigi Simoni, Luiso addirittura, Maini, certo giocatori davvero esperti per questa Ancona. Questa è l'Ascoli, vi dicevo, grandi rivali. Faccio vedere il Napoli, altro scudetto non ufficiale, lo stesso che c'era nell'anno precedente, non riuscì a centrare la promozione in Serie A, con una maglia anche particolare, se riuscite a vederla, quasi a strisce. E poi vi faccio vedere la Serie C, che ha questa particolarità della dislocazione geografica delle squadre. Vedete il girone A e vedete un po' questa sorta di cartina, eccola qui, con le città delle squadre. Questo è il calendario, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere una giornata qualsiasi anche in questo caso, dove c'è il derby toscano, leggo Pisa Lucchese, eccolo qui, e le squadre che potete tranquillamente vedere mettendo anche pausa. C'è il Pisa, c'è il Padova, solite nobili decadute, c'è sicuramente anche qualche sorpresa che ora andremo a vedere. Questo è il girone B, abbiamo una giornata qualsiasi anche qui, eccolo qui, faccio vedere il Martina, che si giocò la promozione fino alla fine e perse la finale dei playoff con il Pescara. Martina del bomber Prisciandaro, eccolo qui, vedete in alto, eccolo qui, proprio Martina e Pescara. Questa è la C2, dove c'è la Cremonese, ancora lì, eccola, dove c'è la Biellese, che meriterebbe un approfondimento. Il Tiene, sembra lo scudetto del Milan, questo è il girone B. Vedete, anche per la C2 c'è questa sorta di dislocazione geografica delle squadre. E attenzione, perché in C2 troviamo la Florentia Viola, che era la Fiorentina dopo il fallimento di Cecchi Gori, guardate qua, con lo scudetto con il Giglio, quello fu un girone incredibile per la Fiorentina. E questo è il girone C, con le squadre del sud, col Frosinone, pensate, in C2, con altro scudetto rispetto a quello che c'è oggi. Ed ecco il calcio femminile, la Serie A femminile. Guardate, vi faccio vedere anche una giornata qualsiasi, squadre assolutamente, ad esempio, sconosciute per il calcio maschile,
Tavagnacco è un paese in provincia di Udine, e queste sono le figurine delle squadre femminili, eccole qui. C'è la Lazio, che invece qui ha lo scudetto ufficiale, è strana questa cosa. E finisce così con le coppe europee. C'è ovviamente l'avvicinamento alle qualificazioni per gli europei del 2004, la Champions League appunto con la finale Milan-Juventus, e la Coppa UEFA che vinse il Porto di Mourinho nella finale con il Celtic. Questo l'album del 2002-2003, chiudiamo proprio l'album e chiudiamo anche il video. La prossima settimana andremo a parlare ovviamente dell'album 2003-2004. Questa è la rubrica Sfogliando gli album, ci vediamo la prossima settimana e ovviamente ci vediamo domani con la partita della settimana. Ciao a tutti!